Pressing sulla regione che parte dal sindacato trevigiano Farmacie Unite per definire la partita sul vaccino antinfluenzale. I farmacisti all'incontro odierno con l'ULSS 2 Marca Trevigiana hanno chiesto che il 1,5 milioni di dosi nella disponibilità regionale venga distribuito almeno per un 5% alle farmacie, anziché l'1,5% come pattuito nella conferenza Stato-Regioni. Venga cioè alzata la soglia di dosi spettanti alle farmacie dalle 13 che sarebbero risultate per ciascuna delle 247 farmacie trevigiane fino ad almeno una sessantina ciascuna per poter soddisfare le richieste dei cittadini. I 13 previsti secondo me erano più una presa in giro che altro, e questo passo avanti è importante che venga portato a termine e quindi il direttore generale si è impegnato a far pressione presso l'assessore Lanzarin per poter ottenere questo risultato. Noi siamo stati i primi a far pressing sulla regione, perché quando abbiamo capito che il ministero non aveva nessun potere presso le regioni abbiamo mandato agli assessori regionali, anche nelle altre regioni dove siamo presenti, la richiesta di un incontro per soddisfare il problema dei vaccini. Il farmaco scarseggia perché al consiglio rivolto ai cittadini a vaccinarsi va pianificata la copertura su più fronti, da un lato le ULSS con i medici di base, dall'altro le aziende che ne acquistano per i dipendenti e poi i singoli cittadini che scelgono di effettuare la vaccinazione antinfluenzale pur non essendo soggetti a rischio. Ma abbiamo chiesto che faccia pressione presso la regione per poter avere un quantitativo di vaccini disponibile presso le farmacie per erogare a chi se lo vuole acquistare. Un incontro soddisfacente, sottolinea il sindacato, che auspica un confronto con l'assessore regionale appena conclusa la tornata elettorale.